Lunedì 6 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa si accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano è una buona notizia per quanto riguarda le famiglie bellunesi. Asili arrivano 4 milioni di euro, la soddisfazione dei sindaci. Cesio Maggiore in pole per la paritaria Muffoni. Pedavena potrebbe finanziare il secondo stralcio dei lavori. Firmato dal ministro il decreto, 7 comuni in graduatoria per aumentare i posti nei nido. L'approfondimento di De Barba lo troveremo a pagina 13. Traffico in montagna, mobilità sui passi, niente chiusure ma più controlli su velocità e soste. E ancora a Proloco in assemblea, sagre di paese sotto vigilanza, l'Umpli ingaggia i sorveglianti. L'approfondimento a pagina 19. Fatto di cronaca giudiziaria, le motivazioni della sentenza, stupro di gruppo, il racconto della ragazza non è credibile. La ragazza non è stata ritenuta credibile, ecco perché i 3 calciatori sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo durante una festa di Ferragosto. Pubblicate le motivazioni della sentenza sulla base delle quali la procura ha annunciato appello. L'approfondimento di Sosso a pagina 15. E la foto di copertina è dedicata al mondo del basket, promozione femminile con un capolavoro all'Onigo. Le ragazze possono celebrare il trionfo, la favola del Valbelluna è festa per la Serie C. E vediamo in questo scatto la classica foto di gruppo per Dotlic e compagne dopo il trionfo. L'approfondimento di Ferigo a pagina 37. Il Corriere delle Alpi ci informa che mancano 641 giorni alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda l'assemblea delle Proloco, notizia riportata anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Scusate, in questo caso ieri erano in 44 a Pedavena, la burocrazia è aumentata dopo il Covid, pronte 2 convenzioni con un professionista. Notizia che riguarda il mondo delle Proloco, l'approfondimento di Fontanive lo troveremo a pagina 2. E la foto di copertina, Chiesa, opera di Barattine dedicate a chi resta a vivere qui. 4 sculture alle porte dell'Alpago, una delle opere di Barattine posizionate a Chiesa. L'approfondimento di Vecellio lo troveremo a pagina 7. Belluno, Ludovica rientrata dallo Yemen. Il caso di Ludovica Russo, 34enne di Belluno, rimasta bloccata sull'isola di Socotra dopo un tour dell'isola, sta finalmente per concludersi con un lieto fine, con un abbraccio ai genitori o al fidanzato venuti a prenderla all'aeroporto Marco Polo di Venezia ieri verso le 20:30. L'approfondimento di Vecellio a pagina 2. Rifugi, il Lavaredo a 2 Ronzani per 6 anni. L'approfondimento di Giuseppini a pagina 8. E per quanto riguarda lo sport, Belluno Volley, stagione finita ma con onore. Fano insuperabile nelle Marche, finisce 3-1, tanti tifosi in trasferta. L'approfondimento di Lazzarenda a pagina 12 a pagina 13. Ancora dallo sport, calcio eccellenza, un Cavarzano stellare cala il poker e mette una seria ipoteca sulla salvezza. L'approfondimento di Tramontina a pagina 18. Ancora sport, Dolomiti 1-1 a Mestre grazie a De Paoli in rete al 96esimo, adesso i playoff con il Campo d'Arsego. Calcio ancora, Borgo vittorioso nel derby di Mel, aspetta l'Alpago nella finalissima. E ancora dallo sport, corsa su strada a San Vito, 300 concorrenti per il Criterium Cadorino. L'approfondimento di Cavaletta, pagina 15. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, pagina 2, Museo Civico Sebastiano Ricci, il Fulcis intitolato al nostro pittore. L'atto di giunta all'unanimità, ora l'autorizzazione prefettizia, l'assessore alla cultura Damiano nei 290 anni dalla morte dell'artista. La donazione, maxi donazione alla biblioteca, 13 volumi del valore di 8.000 euro, 13 volumi del valore di 8.000 euro, facsimilari di manoscritti di pregio donati alla biblioteca civica. La Giunta, con una delibera recente, ha accettato la donazione da parte di una donna rimasta anonima, né nella delibera né nella bozza di convenzione. Il ritorno lo avete sentito dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, volo atterrato, Ludovica torna a casa dopo 5 giorni, la giovane bellunese atterrata ieri ad Abu Dhabi è ripartita per Venezia dopo 5 giorni di attesa. Il mondo delle Proloco in assemblea, burocrazia per le sagre, ora serve un ingegnere. Erano in 44 i sodalizi della provincia ieri a Pedavena, varate 2 convenzioni per i servizi di un professionista per rispettare regole e vigilanza sulla sicurezza. Il presidente Davide Praloran hanno chiesto un aiuto che possa dare una boccata di ossigeno.
E sempre in merito alle Pro Loco, il difficile ricambio generazionale ce l'abbiamo fatta, Agordo rischiava di chiudere, poi è arrivato il trentenne Paganin, alla Valle invece c'è la 26enne mezza casa. Belle notizie quindi per il mondo del volontariato, in questo caso riferito alle molteplici associazioni Pro Loco presenti in provincia di Belluno. Notizie invece che ci portano nel capoluogo, Play Dog, più di 100 bimbi giocano con i cani, buona la prima per l'evento creato da amministrazione Lavea Pac, obiettivo migliorare il rapporto uomo-animale. L'assessore Mazzoccoli promette sarà ripetuto e ampliato il prossimo anno, c'è stato tanto interesse da parte dei bellunesi. Apaca compie 30 anni e cambia logo, altra notizia riferita al mondo dell'associazionismo bellunese con 300 soci, il sodalizio si occupa da 30 anni di prendersi cura di cani abbandonati o maltrattati. Fondazione Cari Verona al sindaco, ora vi spiego come è andata. Il primo cittadino ha dato in aula le risposte sulle nomine, l'approfondimento a firma di Federica Fante vi aspetta a pagina 5. Noi invece continuiamo con pagina 6, Serena del Grappa, uniti dall'amore per il territorio, il sindaco uscente Dario Scopel presenta la sua squadra nella corsa al nuovo mandato, per ora è solo contro il quorum, l'età media dei candidati è di 45 anni, dalla ventenne Katia Fantinel al più grande Giorgio Slongo, classe 1951. La lista si chiama Crescere Insieme. Vediamo appunto in questo scatto la squadra guidata dal sindaco uscente Dario Scopel. Sempre da Serena del Grappa, diletta e gioia alla borsa di studio, così celebriamo i nostri giovani. Continuiamo con l'Alpago, sguardi di Larice Speranza in Alpago, le opere di Barattin, artista originario dell'Alpago e docente, 4 sculture di circa 3 metri a dialogo con il panorama, il messaggio lasciato nel legno dell'artista al suo paese, una riflessione per chi vorrebbe restare a vivere qui. E vediamo appunto in questo scatto, in questi scatti, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcune delle opere di Barattin. Le 4 sculture si possono incontrare lungo un percorso in località Sant'Andrea, Chiesa d'Alpago, vicino alle Casere. Borgo Valbelluna, rifiuti, qui tariffe più basse, ritocchi dovuti all'inflazione. Questa è la risposta dell'assessore Deola che risponde agli attacchi della minoranza. Il consigliere Franco vuole chiudere gli ecocentri? Questa è la domanda che si pone l'assessore Deola. L'articolo a firma di Federica Fant. Siamo ad Auronzo, Lavaredo ha assegnato a 2 aronzani una nuova gestione per il rifugio ai piedi delle 3 cime, vincono il bando a Lorenzo Quinz e Simone Cortepause. Vorremmo diventasse un riferimento per gli alpinisti, Spigolo Giallo, il nome scelto per la società costituita. Residente in paese, ha compiuto diverse imprese alpinistiche in Italia e all'estero, ha lavorato anche col soccorso alpino, questo è Simone Cortepause. Il gestore, Lorenzo Quinz, ristoratore, ampia esperienza nell'accoglienza turistica a Misurina, nella gestione della locanda di famiglia. Notizie anche dal Comelico, San Pietro, restaurata la chiesetta dedicata a Santa Barbara e ancora Canale d'Agordo, Don della Lucia e 200 anni di un parroco lungimirante. Per il bicentenario dalla nascita prevista una lunga serie di eventi e mostre a Belluno e a Canale d'Agordo. Queste dunque le notizie che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece alle notizie del Corriere delle Alpi. Andiamo direttamente a pagina 13 con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Una bella notizia che interessa le famiglie bellunesi, oltre 4 milioni al bellunese per aumentare i posti negli asili nido. Firmato dal ministro Valditara il decreto, 7 comuni in graduatoria, Cesio Maggiore in pole per la paritaria Muffoni. L'articolo a firma di Stefano De Barba, Pedavena sta già realizzando la scuola ma deve finanziare il secondo stralcio. E sempre a proposito di questa bella notizia, soddisfazione per tutti i sindaci, soldi per progetti importanti. Vendramini, Deone e De Zanete, rispettivamente sindaci dei comuni di Ponte nelle Alpi, Sedico e Limana, accolgono con favore i finanziamenti. E a proposito di politica, siamo a pagina 14, Ianese in campo per l'8ª volta, meglio evitare il commissario. Lo storico sindaco di San Nicolò di Comelico ha sciolto le sue riserve, avrei preferito farne a meno, ma qui manca la passione per la politica. L'intervista a firma di Francesco Dalmas vi aspetta a pagina 14. Siamo a pagina 15, fatto di cronaca giudiziaria, lo stupro di gruppo non è dimostrato, il perché della soluzione dei 3 calciatori. Pubblicate le motivazioni della sentenza sulla festa di Ferragosto 2020 in un'abitazione a Visome, la procura farà appello. Decisivo il racconto del padrone di casa, ha visto la scena e non si è allarmato. L'articolo a firma di Gigi Sosso.
Non fu una violenza sessuale di gruppo. Alla grigliata di Ferragosto 2020 ci sono le motivazioni del Tribunale di Belluno sulla soluzione dei 3 calciatori: Federico De Mina, avvocato, Anna Casciari, Matteo Verdicchio, Massimiliano Paniz e Santiago Guido Visentina, Alessandro Avanzi. Ovviamente questi sono i nomi, i secondi riferiti ai difensori, in base alle quali la Procura ha annunciato appello. Ritiene il collegio che dall'articolata deposizione della persona offesa in sede di incidente probatorio durante le indagini emergano plurime incongruenze idonee a inficiare l'intrinseca attendibilità del racconto testimoniale, scrive il giudice estensore Federico Montalto nelle 65 pagine, al contempo risultando alcuni dati in fatto confliggenti con la versione data dalla persona offesa. Il racconto della giovane donna, che si era ritirata in una stanza per un bicchiere d'acqua e per riposare durante la festa in una villa di Visome, non è stata ritenuta attendibile. Missione in Tanzania per la dottor Clown Elisa. Che energia quei bimbi malati, una settimana indimenticabile per la Calaltina del Favero, esperienza fantastica. Altre 2 notizie brevi: ponte nelle Alpi, fuoristrada sulla strada provinciale 31, ferito un bellunese. Sospirolo cade dalla bicicletta e finisce in ospedale. Siamo a pagina 17, verso la 95esima adunata, parliamo ovviamente degli alpini. I riflettori puntati sui giovani alpini sono il nostro inno alla pace. Il vicepresidente Balestra esalta la funzione dei campi scuola. Gli allievi apriranno il corteo vicentino. Domenica prossima saranno 4.000 le penne nere bellunesi presenti alla sfilata. Giochi per cani e bambini, una festa al parco per consolidare il legame. Al Città di Bologna un centinaio di amici a 4 zampe con padroncini. Educatori hanno insegnato a riconoscere i bisogni e i desideri degli animali. Notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 18, montagna d'estate, mobilità sui passi, niente chiusure ma più controlli su velocità e soste. Il 16 maggio i comuni ladini convocati a Bolzano saranno montate barriere contro il parcheggio selvaggio. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio all'assemblea delle Proloco bellunesi. Vigilanza notturna alle sagre, Umpli punta sulla sicurezza. Presentata una convenzione per il servizio di sorveglianza a prezzi agevolati. Praloran, confermato alla presidenza, aiuti anche per le pratiche burocratiche. Feltre, cavi elettrici volanti in centro storico, c'è il piano per toglierli, parte la mappatura dei quadri usati per le manifestazioni, con 100.000 euro si metterà ordine negli impianti, messi assieme fondi post pandemia e quelli del distretto del commercio. L'amministrazione punta a chiudere l'operazione entro quest'anno. Continuiamo con Pedavena, su Vurta lo Spigolo, madre e figlia contuse, protezione civile, manovre multirischio, chiusa l'esercitazione, notizia che ha interessato il comune di Feltre. E adesso passiamo allo sport bellunese. La prima notizia riguarda la pallavolo Serie 3, gara 3 di semifinali playoff. Purtroppo il Belluno Volley non ce l'ha fatta. Murato a Fano, si spegne il sogno della Serie A2. I marchigiani in casa vincono in 4 set una partita molto tirata e conquistano la finalissima contro il Sandonà. Resta intatto il sapore di una stagione giocata davvero da protagonisti. Bisi cala la distanza come in gara 1, Merlo al match winner per i padroni di casa. Pallavolo Serie C femminile, falsa partenza della Home Click, adesso servono 2 vittorie, 3-1 il risultato finale tra Team Volley e Home Click SB. E continuiamo con le notizie riferite allo sport bellunese. Calcio, i play-out di eccellenza, un Super Cavarzano ne segna 4 e ipoteca la salvezza. Questo il risultato finale tra Cavarzano Cadoneghe 4-0. Calcio di Serie D, un finale da brividi per la Dolomiti che strappa il pari, Mestre davanti nel finale, una magia di De Paoli in rovesciata. Domenica il semifinale playoff a Feltre col Calpodarsego, 1-1 il risultato finale. Calcio di promozione, l'Alpago crea tanto ma sbaglia tutto, Dinca botta in viso e playoff a rischio, 0-0 tra Alpago e Fontanelle. Calcio di promozione, Borgo Valbelluna vince il derby ma per l'eccellenza deve aspettare. Calcio di prima categoria, Super Rumor allo scadere salva il Fiori Barp, 0-0 tra Vid San Giacomo e Fiori Barp. Calcio di seconda categoria, Fulgolfarra torna in terza, Soest festeggia la salvezza. Ancora dalla terza categoria, crisi gemelle, il Domegge compie l'aggancio in vetta. Passiamo ai campionati CSI, Chiesa e Sottocastello si giocheranno il titolo Open. Calcio giovanile, Limana Ponte Alpi si giocano la salvezza ai play-out. Calcio giovanile Carnico, Under 14, Dolomiti esagerata, 9 reti al Cassola. E dal calcio al rugby e basket, incominciamo con il rugby di Serie B. Feltre si inchina alla qualità di Sandonà, coraggio e abnegazione non bastano. 53-19 il risultato finale tra Sandonà e Feltre.
Apoteosi sul parquet vicentino, basket promozione femminile, capolavoro all'Unigo, il Valbelluna vola in Serie C. Altro sport, podismo, il sole bacia i 280 del Criterium Cadorino, atletica Cortina Regina anche a San Vito. Corsa in montagna, Arnoldo d'oro, Costa d'argento, a Pedol conquista il bronzo. Mountain bike internazionali, Savi e Scagliarini vincono a Nervesa tra i Master 1 e 6. Podismo in 200 a Tisoi, da Prai Bona si portano a casa il trofeo del donatore. Rugby femminile, Alissa ha fame di migliorarsi e vincere, avevo un sogno, ora l'ho coronato. È stata una stagione molto positiva, è un privilegio fare quello che piace. L'intervista di Luca De Michel vi aspetta a pagina 41. E ancora sport, sabato 22 giugno alle 18 al Palaghiaccio di Feltre, festa dello sport nel curling, premiati De Zanna e Mariani. I premiati invece del rugby, Mattia Bernardi e le 5 feltrine che hanno vestito la maglia azzurra. E Sinner Shock Tennis, l'infortunio all'anca è più serio del previsto e lui non rischia. Andrò a Roland Garros solo se sarò al 100% della forma. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, instabilità con qualche schiarita un po' più probabile fino al mattino sulla bassa pianura e per il resto parecchi addensamenti nuvolosi. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.